Fabio Amato, un'altra campagna di scavi condotta dal gruppo archeologico Finziade in collaborazione ovviamente con la Soprintendenza del Mare, che tipo di risultati ci sono stati? I risultati sono stati ottimali e finalmente abbiamo individuato, ci stiamo concentrando su un'area situata presso la Mollarella Policia, a brevissima distanza dal già noto santuario delle divinità ctonie che è stato scoperto negli anni 70-80 dalla Soprintendenza di Agrigento. Proprio lì di fronte è un'area che sta restituendo reperti ceramici, litici risalenti al VI-V secolo a.C., ma che con molta probabilità nasconde altre evidenze archeologiche, perché si tratta di un'area molto pericolosa per le imbarcazioni che transitavano lungo le rotte commerciali dell'Africa e del Vicino Oriente. Un'area molto pericolosa perché siamo proprio in presenza di una secca che oggi arriva a 3 metri dal pelo d'acqua, ma che in antichità poteva arrivare anche a 1 metro, 1,5 metri, quindi un'area molto pericolosa soprattutto durante delle tempeste, delle mareggiate, quindi dove le navi con facilità andavano a sbattere, anche perché non conoscendo il nostro mare quella secca era veramente sconosciuta. Le sorprese sono tante, già iniziano a venire fuori i primi risultati. L'archeologia subacquea è un'archeologia molto lenta dal punto di vista delle scoperte, perché come ben capite non siamo nel nostro ambiente, nel nostro habitat. Ci sono difficoltà anche legate alle mareggiate, che oggi si scava, domani si ricopre il tutto. Ci sono delle difficoltà legate alle scarse condizioni di visibilità del nostro mare, che è un mare che ha dei sedimenti fangosi che coprono fortunatamente i reperti archeologici e non permettono né il saccheggio né la distruzione, perché si conservano in tutta la loro bellezza. Però questo implica delle difficoltà non indifferenti riguardo proprio all'avanzamento delle ricerche. Siamo all'inizio, ci stiamo concentrando molto su quest'area, un'area che promette tanto e che sicuramente ci darà qualche sorpresa. Ringrazio come al solito la Soprintendenza del Mare, che è stata presente per una settimana qui a Licata. Una settimana dove il gruppo Finziade si è preso carico di tutta la campagna di ricerche. Da quest'anno impiegheremo anche i fondi del 5 per 1000, cercheremo anche di potenziare ancora di più il Museo del Mare, che è stato istituito al Chiostro Sant'Angelo, e ringrazio Federico Fazio, che è qui con me e che ha reso possibile, ha facilitato questa campagna di scavi, perché ha messo a disposizione la propria imbarcazione attrezzata appunto per le ricerche archeologiche. Campagna di scavi a cui appunto diceva Fabio Amato ha partecipato anche l'archeologo subacqueo Federico Fazio, con un supporto prettamente operativo. Sì, è vero, io mi ritrovo qui in questo territorio di Licata da aggregato fondamentalmente e a supporto di una campagna di scavo subacquea, d'altronde è la mia specializzazione. Ma al tempo stesso mi ritrovo anche alquanto parzialmente sorpreso per la estrema ricchezza di questi fondali, e al tempo stesso questa sorpresa si tramuta in una sorta di, come dire, precisazione di quelle che sono state le nostre ipotesi ricostruttive del territorio subacqueo da noi indagato. Ricostruzioni che effettivamente incominciano ad avere dei ritorni, ovvero abbiamo fortunatamente recuperato non pochi reperti, come diceva giustamente il collega Amato, risalente tra il IV e il VII secolo a.C., che ci hanno permesso e ci continuano a permettere ovviamente di poter continuare ad avanzare queste ipotesi sulla ricostruzione dei luoghi.